ti riattivo. Ok. Io tendenzialmente durante la partita non ti dico un cazzo, Ok. a meno che succedano cose eclatanti. Ok. Ok? Poi a fine del primo tempo magari ti dico qualcosa. Va Ok. bene? Fai fare l'inno. Vabbè, l'hai visto. Sì, sì. Dopo Lascialo l'inno vuoto. d'Italia, dopo Esatto, l'inno d'Italia inizia. parlo. Ok? Ok. Sto appoggiando qua.
incoscienti giovani, poi. Si staccava internet. Ma come si staccava in? A chi lo sa per spacchi si ne. Mi dispiace, staccato internet. Niente, ma sto bene. Mi si attaccherà internet e partiranno incoscienti i giovani. Incoscienti i giovani. Mi piace che non ha, guarda. Sì, Dimmi la verità. decisamente. Dimmi la verità. Questi 2 minuti di silenzio mi stanno facendo sentire molto più riposato. Never diamonds in nights, and it's the top of night. Sto cantando male perché so che il silenzio mi mette tristezza. Ormai ti non stai bene. If I in love with another face, visto che serietà che porto sul lavoro, io santo, non mi hai visto al corso pensavo che io fossi così. Dimmi la verità. No, vabbè, dai, c'è sempre questa la tua aria molto simpatica. Ah sì? Come direbbe. No, beh, meno male. Purtroppo si è staccato internet, non ho potuto sovvertire Vai tranquillo. questo avvenimento drammatico. Il mio grande dispiacere. Vai tranquillo. We fall in love. Non è le cuffie Bluetooth. Io ho tipo solo cuffie a casa mia, di tutte le tipologie. Io ho un paio di cuffie, sono quelle col filo. Io ho cuffie di E il microfono non funziona.
pomeriggio dal comunale di Santa Teresa di Riva, terza giornata valida del girone D, calcio femminile. Quest'oggi si affronteranno la rappresentativa dell'Emilia Romagna e quella della Campania. Cominciamo subito con la rappresentativa Emilia Romagna, col numero 1 Mosca, 2 Badiciano, 3 Cavazza, 4 Ferrari, 5 Gabbozza, 6 Grazio, 7 Grillo, 8 Puntoni, 9 Bancanti, 10 Baffi, 11 Dotto, 12 Forti, 13 Gidoni, 14 Ligi, 15 Fulgoni, 16 Amuda, 17 Manfredi, 18 Minardi, 19 Pellegrino, 20 Peton. Invece per la Campania abbiamo con il numero 1 Costantino, 2 De Lucia, 3 Vingianini, 4 Palumbo, 5 Buttino, 6 Schettino, 7 Rianna, 8 Pellecchia, 9 Erighelli, 10 Piscopo, 11 Esposito, 12 De Santis, 13 Ignara, 14 Paletta, 15 Visco, 16 Uva, 17 Rocco, 18 Ranieri, 19 Avellone, 20 Apicella. Per esempio mi piace la musica, stare nuda
portare per forza i 3 punti. E sulle note di Mameli, un buon pomeriggio, amiche e amici della Lega Nazionale Dilettanti e Santo Romeo che vi parla, qui per seguire insieme la terza ed ultima giornata del girone D del torneo delle regioni calcio a 11 categoria femminile. Si sfidano Campania e Emilia-Romagna. Emilia-Romagna che vuole confermare le vittorie di oggi proprio della regione emiliana dopo le vittorie dell'Under 15 e dell'Under 17 e soprattutto vuole mantenere la striscia positiva di reti bianche finora conseguite durante il girone. La stretta di mano tra le due formazioni, dall'altra parte la Campagna di mister Derisi Valentina, che dopo la falsa partenza con il Messina, gara persa per il 3-1 per il 3-1 contro il Lazio, scusate, ha vinto contro l'Abruzzo per 1-0 e adesso vuole riscatto. Andiamo a vedere subito le formazioni. Partiamo da quella campana con il numero 1 Costantino, con il numero 2 De Lucia, Vingiani numero 3, Palumbo 4, Schettino 6, Pellecchia 8, Piscopo 10, vice capitano, Ignarra 13, Parretta 14, Avallone 19 e capitana Apicella con il numero 20. Dall'altra parte l'Emilia, difesa dei pali con il numero 1 Mosca, a seguire con il numero 2 Badiceanu, Cavazza con il 3, Grillo con il 7, Puntoni con l'8, Dotto 11, Ligi 14, Manfredi 17, Pellegrino 19, Mingardi 18, Pettenon con il numero 20. A guidare la formazione emiliana Gieri Maurizio. È quasi tutto pronto. Formazioni che si danno gli ultimi schemi, gli ultimi segnali, l'ultima parole fondamentali. Si caricano, soprattutto quelli dell'Emilia. Abbiamo viste le ragazze vogliose, contente di vincere. Dall'altra parte la concentrazione, la voglia di fare un grande campionato della Campania. Le vediamo lì avvolti nei silenzi, forse qualche parola che non riusciamo a sentire, gli ultimi schemi, le ultime direzioni date dal mister Derisi Valentina. Quasi tutto pronto, pallone che è già sul centro del campo. Sono le 14:38, cielo grigio qui a Santa Teresa di Riva, stadio comunale Bucalo. Quasi tutto pronto. Foto di rito con squadre miste, quindi non divise. Una bella immagine per il calcio, per lo sport che è simbolo di unione e sportività. A guidare la terna arbitrale full a Cireale, guidata da Calanna
Della Iera e Gulisano. Ultime strette di mano, ultime parole, siamo pronti per iniziare. Partita importante soprattutto in chiave classifica. Emilia Romagna che si trova al momento a 4 punti, capolista, sotto la Campania a 3 punti, ma ricordiamo che in un torneo come questo tutto può cambiare da un momento all'altro e tutto non è ancora scritto. Squadre che cominciano a disporsi in campo. Vediamo le ragazze della Campania in maglia verde, quelli dell'Emilia in maglia blu con strisce bianche sulle spalle. Quasi tutto pronto. Pellegrino sul pallone, si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Ultimi check. E via, è iniziata. Campania Emilia Romagna, mettetevi comodi. Subito possesso le recuperate e poi perso dal Campania, quindi possesso Emilia. Pallone lungo lì a cercare Pellegrino, controlla bene, si sposta in mezzo a 2, poi recupera capitano Apicella. Possesso ora per l'Emilia sull'auto di sinistra, bello il numero di Pellecchia che poi va al centro, pallone di ritorno ancora a cercare Pellecchia. Poi c'è fischio dell'arbitro, tutto fermo, primo squillo da parte della formazione emiliana. Possesso palla adesso per i campani, o le campane, che suona un po' male però. Battere Costantino, pallone lungo al centro del campo, la sporca di testa a Vallone. Possesso recuperato dalla formazione emiliana, si gioca dietro, lì a ricostruire, poi teso il pallone a cercare Manfredi, pallone che torna ancora una volta dal portiere e ancora un altro pallone lungo a vuoto da parte della formazione campana. Possesso ancora per le giocatrici in maglia blu. Ora occhio, prova l'azione personale, poi prova anche il tiro facile per Costantino. Bella il destro ad allargare lì nella tre quarti. Debole la conclusione. Allora contesa nella tre quarti dell'Emilia. Fischia l'arbitro. Pallone lungo. Va a vuoto il tentativo di Cavazza. Ora occhio alla tentata reazione della Campania. Poi copre benissimo Ligi. Ancora possessa Emilia. Bella l'apertura a cercare Manfredi che può scattare in aria. Manfredi tutto solo. Chiusa dall'intervento provvidenziale di De Lucia, che mette in corner un'azione geniale creata proprio dal centrocampo dell'Emilia Romagna. Poi il tackle da parte della difesa campana che dice di no, ma ora occhio alle 14:30. A battere va proprio Manfredi. Sinistro in mezzo con i guantoni Costantino, pallone che rimane lì ancora in due tempi. Costantino, non è finita. Possesso ancora dell'Emilia che gira palla, cambia da destra. Va Grillo, dentro da Manfredi di prima. Pallone di ritorno ancora per il 7, chiusa.
poi a spazzare in una situazione difficile, provvidenziale, l'intervento della difesa campana. Possesso però ancora dell'Emilia, che finora sta facendo gioco numero, ancora di Manfredi che sguscia via nell'auto di destra, ma la meglio nel duello il difensore scusate, il numero 2 De Lucia. Ora si gioca dall'altra parte del campo. Primi squilli quando siamo al quinto minuto di gioco. Pallone che esce fuori, sarà rimessa laterale per la formazione campana. Battuta lunga a cercare. Poi c'è il fallo. Possesso ancora dell'Emilia Romagna, che ci prova con il pallone interessante a cercare Manfredi. Si sta muovendo un sacco e benissimo la giocatrice in maglia numero 17. Ora occhio però dall'altra parte, perché prova a spingere la formazione campana. Pallone dentro, non trova nessuno se non i piedi della difesa ancora emiliana. Possesso per le giocatrici in maglia blu. Uno sguardo lì a destra, dove intercetta il numero 7 Grillo, che prova ancora a spingere con Pellegrino. Poi possesso Campania. Occhio alla ripartenza delle giocatrici in maglia verde. Si fanno vedere lì in mezzo, chiama palla il numero 19 Avallone. Poi prova la conclusione, deviata, sarà corner. Si aveva provato con il numero 10 Piscopo, vice capitano della formazione di mister Derisi Valentina. Ora uno sguardo in mezzo al mucchio verde e blu. Il braccio chiama lo schema, pallone in mezzo. Poi ha provato l'incornata di testa lì dove c'era tanta confusione. Una delle giocatrici della Campania, rimessa direttamente con le mani dall'altra parte del campo. Battuta subito, scusate. Occhio però, perché attenzione, recupera il pallone la Campania. Protegge e va lì dove c'è Palumbo. Pallone dietro, occhio ora alla controripartenza dell'Emilia Romagna. Si alza il baricentro della squadra, va lì dove c'è Manfredi con il 17. Chiusa da De Lucia. Duello finora interessante tra le due calciatrici. E ora ancora De Lucia che prova l'azione personale. Scappa via in mezzo a due, poi prova il pallone teso. Non gli riesce la giocata dal punto di vista difensivo, incredibile. Un po' meno da quello offensivo, è mancato l'ultimo passaggio. Possesso Emilia Romagna. Duro scontro tra Manfredi e Pellecchia. Dicono qualcosa, nulla di grave. Possesso Emilia. Poi recupera ancora la difesa campana. Perde subito il pallone nel flipper creatosi. Possesso Emilia Romagna che spinge sulla corsia di sinistra. Non si capiscono le compagne di squadra. Pallone tra i piedi della Campania, che poi prova con questo filtrante lì a pescare Ignarra. Non ci è arrivata la numero 13. Possesso dunque per l'Emilia Romagna.
c'è la deviazione. Sarà rimessa, battuta subito da Grillo. Uno sguardo in mezzo, il pallone ancora una volta respinto dalla difesa campana. Si è arrivato proprio a Picella. Poi prova la conclusione lungamente fuori. No, scusate, Puntoni. Sinistro largo. Costruisce da dietro la rappresentativa Campania. Poi pallone lungo che non arriva a nessuno lì davanti. Pallone conteso. Rimessa ancora laterale. Pallone lungo a pescare Pellegrino. Controlla con il destro. Poi no. Respinge. In due tempi Apicella. Poi fischia l'arbitro. Possesso Campania, occhio alla ripartenza. Bella ora la corsa di Ignarra sull'esterno, poi fermata dal recupero provvidenziale della squadra emiliana che aveva perso il tempo. Poi l'ha ritrovato sull'azione interessante di contropiede della formazione in maglia verde. Ora la battuta lunga. Pescare ancora lì dove c'è Ignarra in possesso palla. In mezzo a due chiusa, poi con il fallo. Una posizione interessantissima per le calciatrici campane. Aveva protetto bene Ignarra. Lì sull'auto di destra va a battere Piscopo con il numero 10. Sistema il pallone. Chiama ancora una volta lo schema. Calciatrici che si posizionano. Posiziona pure la barriera. Va anche Manfredi. Pallone in mezzo, forse deviato. Pallone che rimane lì sul mucchio. Brivido per l'Emilia. Sul flipper in area di rigore. Non arriva nessuno a concludere a rete. Ma ora occhio dall'altra parte. Prova a spingere l'Emilia. Poi pallone che si perde. Occasionissima al 12° minuto. Brivido in area di rigore. La battuta va a Pettenon lungo. Respinto ancora. Rimessa con le mani. Si fa strada tra una rimessa e l'altra l'Emilia Romagna. Ancora una volta Pettenon. Pallone di ritorno che non riesce sulla battuta di testa di Dotto. Tiene palla Piscopo, poi cade. C'è fallo. Buono lavoro della numero 10 che recupera pallone e poi si guadagna anche un fallo per far salire la propria formazione. Pallone teso, respinto dalla difesa emiliana. Quindi Badicianu col pallone lungo a respingere ancora. Si disinteressa del pallone.
Jacopo è stato un pestone tentando di sfondare sulla tre quarti. Dice qualcosa l'arbitro. Attenzione perché entra lo staff medico. C'è una calciatrice a terra dopo lo scontro di gioco con la numero 10 della rappresentativa Campania. Squadre che stanno ancora prendendo le misure con palle lunghe e tantissima tatticità quella vista. Se non per qualche strappo, per qualche sfiammata di Manfredi lì sul lato di destra. Sembra tutto a posto, squadre che si riassettano. Si partirà con la punizione per l'Emilia Romagna. Possesso dunque ancora per la formazione campana che recupera dopo il fallo battuto da parte dell'Emilia Romagna. Rimessa con le mani, pallone lungo, deviato, pallone che rimane lì. Poi occhio al brivido perché rischia il pasticcio alla difesa emiliana sulle pressioni da parte di Parretta e poi Ignarra. Possessora Campania con Avallone, allarga lì dove c'è Piscopo, potrebbe calciare, lo fa, deviata. Possesso che torna subito dall'Emilia Romagna che prova a ripartire con tocchi brevi e veloci. Poi si contendono il pallone Avallone e Pellegrino. Fallo. Palla emiliana con bella l'idea a pescare lì in profondità. Poi la deviazione dice no. Possesso per la Campania. Va Parretta sull'esterno. Punta e poi prova col destro. Facile per Mosca sul primo palo. Poi aspetta che le compagne si riposizionino. Occhio al brivido in copertura di De Lucia, che per poco non regala il pallone a Pellegrino. C'è un altro fallo. Le mani in faccia Dotto. Diciottesimo sul cronometro, ancora 0-0 tra Campania e Emilia Romagna. Pallone dentro, non arriva nessuna delle calciatrici. Poi devia di destra Puntoni. Possesso ancora per l'Emilia con Puntoni che apre bene a cercare il pallone in avanti per Ligi. Possesso ora Campania, occhio al contropiede. Chiusa Avallone. Difesa che si ristabilizza subito. Ricordiamo 0 gol subiti finora nelle due partite disputate. Unica nel gironi a reti inviolate. Il muro finora d'acciaio dell'Emilia Romagna. Il pallone a campanile, intercetta di testa ancora la difesa emiliana. Esce direttamente Mosca a prendersi
Pallone con i guantoni. Possesso ora per la Campania con Pellecchia che gira bene. Poi occhio perché sbaglia la difesa in maglia verde. Recupero provvidenziale da parte di Palumbo che riapre la a destra. Chiede ancora il pallone la numero 4. Troppo lunga la parabola di Piscopo. A tornare il pallone alla numero 4 che ha fatto un grande intervento prima in copertura e poi sul tentativo offensivo. Perde subito palla Pellegrino. Ora possesso momentaneo, dura un secondo il possesso Campania perché recupera subito l'Emilia Romagna e riparte con Grillo. Si accentra. Poi possesso ancora a cercare Manfredi. Aveva chiesto il pallone al numero 17. Dice qualcosa alle compagne. Si riparte da Costantino. Poi giro palla della difesa della Campania. Possesso ora per l'Emilia, il pallone lungo a cercare Manfredi che calcia con il sinistro a siglare l'1-0 per l'Emilia Romagna. Si è sbloccata il match a Santa Teresa di Riva. 1-0, segna la migliore in campo finora Manfredi. Bellissimo lo scatto a superare da dietro la difesa della Campania e poi con il mancino lì dove non può arrivare Costantino. 1-0, gol meritatissimo per la numero 17. La stella più accesa finora nella costellazione dell'Emilia Romagna. Tutto da rifare per la Campania che stava costruendo con calma, con gioco, con intelligenza. Ma quando arriva una giocata così, una calciatrice così, gli schemi saltano. Copertura ora la formazione della Campania. Lungo a non trovare nessuno il destro di Costantino. Poi c'è il fallo in attacco da parte di Avallone. Ritmi che cominciano ad accendersi, partita che comincia a farsi più calda. Lì dove c'è un certo vento e un certo freddo. Qui a Santa Teresa di Riva. Possesso ancora per l'Emilia Romagna. Lungo il pallone. Pescare Mingardi. Poi allarga per Pellegrino. Controlla bene con il sinistro. Messa giù. Vediamo se l'arbitro esce il cartellino. E così ammonita De Lucia. Grande stop di Pellegrino. Poi fallo conquistato. Zoppica un po' la calciatrice in maglia numero 19. Si tocca il piede sinistro. Battuta sta tenendo il pallone al momento Manfredi. Vedremo se sarà proprio lei a calciare o se si cercherà la soluzione in aria. Ma la posizione è invitante.
allontanate intanto Manfredi dalla posizione di battuta per posizionarsi lì nel mucchio in mezzo. A battere vanno invece una tra Cavazza o Ligi. Una col destro, una col sinistro. Finta Cavazza. Parte Ligi col mancino. Vola Costantino e mette in calcio d'angolo. Altra occasione per l'Emilia Romagna. Sulla parabola di Ligi con il mancino. Occhio subito al corner. Battuto da Cavazza. Destro in dentro, non arriva nessuno. Pallone che ne rimane ancora lì. Ci prova da lontanissimo. Proprio Ligi. Poi blocca Costantino. Ma doppio squillo da parte della numero 14. 2 volte col mancino. Occhio però dall'altra parte perché prova la Campania a rispondere. Ancora fa sportellate Ignarra. Poi vediamo se guadagna il calcio d'angolo. È così. Reazioni su reazioni da una parte e dall'altra. Alla numero 14 risponde la numero 13 Ignarra. Angolo dalla destra, battuto subito, deviato. Pallone che ancora rimane lì. Poi si impenna e serve Pellegrino che può scappare. Perde l'attimo per servire le compagne che erano sole. Sfuma così l'azione di contropiede. Possesso però ancora per l'Emilia Romagna. C'è il rimpallo che favorisce ancora la formazione in maglia blu. Poi il colpo di testa va Manfredi, l'anticipa De Lucia che ora può provare uno dei suoi sprint come ci ha abituati. Poi chiusa e Ignarra sul pallone filtrante di De Lucia. Possesso però ancora per la Campania che ci prova con Avallone. Chiusa. Occhio ancora alle pressioni della Campania su Manfredi che in 2 tempi riesce a buttare lì un pallone pericolosissimo. Ha rischiato tantissimo la numero 17. Ora pallone dall'altra parte. In mezzo a 2, in mezzo a 3, in mezzo a 4. Va via Pettenon, poi il pallone dentro. Arriva il fischio dell'arbitro, ma grande azione personale di Pettenon che era scappata via sgusciando in mezzo alle avversarie. Grande azione della numero 20 che sta spingendo tantissimo sull'out di sinistra. Possesso ancora per l'Emilia Romagna che spinge con Pellegrino, prova a girarsi ma viene chiusa dalla ripartenza Campania. Campanile poi conteso tra Manfredi e De Lucia. Bel duello quello a cui stiamo assistendo tra le due calciatrici. Proprio Manfredi ancora in possesso. Fa fallo De Lucia. Non ci sta la numero 2. Si infiamma ancora di più il match lì sull'out di destra. Pallone lungo, controlla Pellegrino. La girata dietro non arriva. Possesso dunque per la Campania. Poi il recupero Emilia Romagna. Ancora in pressing Ignarra, instancabile. Poi continua il pressing della Campania. Dentro per Avallone che si gira, chiusa.
Ora occhio alla controripartenza dell'Emilia Romagna con Manfredi che scatta in mezzo a due, lotta, scivola. Dice che non c'è nulla l'arbitro, quindi si continua. Pallone per De Lucia, sbaglia la ripartenza e quindi si gioca ping pong da una parte dall'altra. Possesso ancora per l'Emilia Romagna. Dentro il pallone a cercare Manfredi. Poi non fa fallo secondo l'arbitro De Lucia, quindi possesso per la Campania. Chiusa. Quindi pallone che torna all'Emilia Romagna. 2 minuti di fuoco, quelli a cui abbiamo assistito tra Campania e Emilia Romagna. Da una parte Manfredi, da una parte De Lucia, ma da una parte pure una grandissima formazione della Campania che nonostante lo svantaggio non ha subito, almeno psicologicamente, il colpo e sta tentando il tutto per recuperare, soprattutto lì davanti con l'attacco sempre in pressing sulle avversarie. Ora possesso per Parretta, prova il dribbling, li riesce a metà perché in pressione ci va Puntoni che mette in fallo laterale. De Lucia alla battuta corta, poi allarga Pellecchia, poi pallone che per poco non finisce in porta. Bella la conclusione, altro squillo della formazione campana. (32 sul cronometro). Campania altissima in questi minuti di gioco a cercare un pareggio che sarebbe oro in chiave classifica. Poi c'è il fallo ai danni di Parretta, no, scusate, di Ligi, che è un po' di sano trash talking tra le calciatrici in campo dopo il fallo. Forse con una mano tocca Ligi, ma si continua a giocare. De Lucia, teso, deviato, possesso però ancora per la Campania con Palumbo. Prova l'azione personale, poi prova Piscopo con il destro lì a spiazzare tutti. Pallone che non c'entra lo specchio della porta. Occasione Campania quando siamo al minuto 33 del primo tempo, con l'Emilia Romagna in vantaggio al momento, che porterebbe la squadra emiliana a 7 punti. Non riparte la Campania perché non si è attuato il vantaggio secondo l'arbitro, quindi punizione per la formazione in maglia verde. Battere va Apicella. Piscopo con il pallone lungo a pescare Parretta, non arriva. Poi ancora De Lucia su Manfredi in mezzo a due, prova lo sprint, poi il pallone ancora dentro, non arriva nessuno se non la difesa dell'Emilia Romagna, ma non è finita. Il destro secco di Pellecchia si perde sul fondo. Ancora un'altra azione che parte dallo sprint di De Lucia in recupero. Vero, grandissima prestazione finora per
la calciatrice in maglia numero 2, che gioca nel vivaio della Salernitana. Pallone adesso recuperato da Piscopo, che si ferma, poi ragiona, poi fa un dribbling incredibile sul lato di destra. Pallone dentro a cercare Ignarra, ma bella da sottolineare l'azione personale da parte di Piscopo, tra le più in forma finora in questo primo tempo per quanto riguarda la formazione campana. Va proprio lei a battere il calcio piazzato. Sguardi in mezzo, pallone dentro e poi arriva nel mucchio il pareggio della Campania. 1-1 allo scadere, a 10 minuti dalla fine segna la Campania ed è un gol che vale oro per la formazione in maglia verde, che ribalta tutta la classifica finora. Tutto da rifare per l'Emilia Romagna. Il gol di Parretta, l'incornata nel mucchio e il pareggio. Partita che torna in equilibrio. C'era da aspettarselo dopo i ricorrenti squilli della formazione campana, che si è riaccesa in un attimo e ora eccola ancora in possesso. Va Palumbo in aria, chiusa. Poi con i guantoni Costantino. Partita che cambia da un secondo all'altro. Si sono adagiate troppo le giocatrici dell'Emilia Romagna e hanno subito il colpo in pressione da parte delle avversarie. Ora Manfredi sbaglia l'appoggio, poi Ligi, e quindi ancora la ripartenza della Campania con Piscopo che prova da lontano. Ci mette i guantoni Mosca. Ancora una volta dalla distanza Piscopo a chiamare Mosca. Duello interessante tra 10 e 1. E ora occhio all'altro corner dalla destra per la formazione della Campania. 38esimo sul cronometro. Si aggiusta agli scarpini la numero 10. Pallone dentro, esce con i guantoni Mosca. Poi possesso dell'Emilia Romagna. Lascia scorrere Mingardi. Quindi Pellegrino a girare tutto, a pescare Manfredi. Ma arriva De Lucia a dire di no. Ma possesso che torna subito all'Emilia Romagna. Che duello. Grillo. Si gira, poi torna dietro. Dadotto che scivola. Perde il pallone. Poi con la punta Piscopo ad allargare. Lì sulla corsa di Parretta. Aspetta le compagne in mezzo. Poi con la suola prova il dribbling. Pallone che si perde. Sta spingendo adesso tantissimo la formazione della Campania da entrambe le fasce.
Ora occhio perché ancora pasticcia la difesa dell'Emilia Romagna. Poi prova in qualche modo Avallone a recuperare. Ci mette una pezza. Pettenon. Sbaglia ancora la difesa e recupera subito la rappresentativa Campania. A difendere il pallone Pellecchia. Poi dietro, troppo lungo, non arriva nessuno se non Mosca. Pallone a campanile a cercare Ignarra che prova scusate, con la testa a difendere. Non riesce, era occhio alla ripartenza Emilia con Pellegrini e Manfredi che hanno provato in pressing a recuperare il pallone a campanile servitoli dalla difesa. Possesso ancora da parte della formazione Campania. Poi numero di Avallone che aveva provato col destro la magia di pochissimo fuori. La conclusione della numero 19 che è andata prima in tunnel e poi col siluro a cercare l'incrocio dei pali. Finisce qui il finisce qui il ho finito? Ok. Finisce qui il primo tempo tra Finisce così il primo Campania tempo e sul Emilia pareggio Romagna. di 1-1. Ci ritroviamo dopo, piccolo break e qui di nuovo da noi. Grazie.
E siamo tornati per la seconda frazione di gioco tra Campania e Emilia Romagna, gara valida per terza ed ultima giornata del girone D, categoria femminile del torneo delle regioni. Tutto pronto, formazioni già schierate, risultato sull'1-1 con la reazione della Campania dopo il gol di Manfredi. Partita al momento equilibratissima, vedremo cosa ci aspetta per questo secondo tempo. E si comincia col possesso Campania, subito la ruleta di Parretta. Non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, però attenzione perché prova subito Ignarra in offside. Primo squillo da parte della Campania. Sembra essere tornata in campo, ancora più agguerrita di prima. Stessa ancora Campagna con Piscopo, poi lungo Apicella, lì dove però pesca l'altra numero 20 Pettinon, poi non riesce a contenere Piscopo che calcia col destro, vola ancora una volta Mosca sul destro di Piscopo che aveva recuperato sulla tre quarti, sul disimpegno di Pettenon, vicinissima al gol Piscopo. Si va ora da Manfredi, scarico dietro per Pettenon, poi Puntoni prova a spaccare il centrocampo, ci riesce, poi serve per Pellegrino, chiusa. Pellegrino ancora, deviazione e poi ripartenza fulminea della Campania con Ignara che non riesce a controllare il pallone. Dunque si riparte da dietro, solo però per un secondo perché recupera subito la Campania, poi prova col destro a spiazzare tutti Pellecchia. Conclusione debole, facile per Mosca, che va al lancio lungo. Pescare Mingardi, copre bene ancora la difesa campana. Si gioca nella metà campo delle calciatrici in maglia verde, poi sbaglia completamente l'apertura in disimpegno la formazione campana, regalando il pallone all'Emilia. Rimessa che viene però recuperata subito bene dalle ragazze in maglia verde. Quindi Avallone, sguardi in mezzo a non trovare però nessuno. Occhio alla ripartenza, poi il recupero a cercare col tacco Pellecchia. Aveva provato Parretta. Belle azioni da una parte e dall'altra quando siamo al quarto minuto di gioco del secondo tempo. Squadre ancora sull'1-1. Squadre che, ricordiamo, se dovesse finire così si ritroverebbero Emilia Romagna a 5 punti e Campania a 4 punti. Quindi si complicherebbe il cammino delle Emilia Romagna in chiave qualificazione, da tenere conto chiaramente della posizione del Lazio. Poi prova col mancino, nel frattempo torniamo in gara. Avallone aveva tentato il guizzo, il fulmine a spiazzare tutti. Buona ancora la risposta della Campania che tiene botta, poi tiene il possesso Dotto, messa giù
punizione per l'Emilia Romagna. A battere va Cavazza. Giusto il pallone. Pallone in mezzo, un po' alla cieca. Forse aveva cercato la battuta veloce la numero 3. Possesso che però rimane tra i piedi delle calciatrici in maglia blu. Manfredi in due tempi, controlla. Poi difende benissimo Puntoni. Manfredi a cambiare tutto in mezzo. Pallone che rimane lì. Condotto che svirgola con il destro. Bella occasione da parte della formazione emiliana, che ha risposto bene alle due azioni precedenti da parte delle avversarie con la casacca verde. Rimessa adesso per l'Emilia Romagna. Il recupero nella lotta sul pallone da parte di Mingardi. Quindi ancora insiste l'Emilia Romagna con Manfredi che controlla e allarga lì dove c'è Pettenon. Prova sull'out di sinistra. Punta, mette in mezzo. Poi prova col mancino. Un quasi tiro cross. Poi la svirgolata di Ligi. Aveva provato Dotto con il destro. Pallone che si perde. Rimessa con le mani per la Campania. Pellegrino controlla in mezzo a due, poi perde il pallone. Ripartenza fulminea della Campania, fermata, c'è fallo per la formazione campana. Aveva difeso bene Avallone, mezzo a due, guadagnando poi il fallo. Lungo, prova ancora a cercare Avallone. Poi in terra di nessuno il destro di Pellecchia. Fischia ancora dell'arbitro, gioco che si interrompe. Momenti frammentati di partita tra un fischio e l'altro del direttore di gara. Gara ghiacciata sul 1-1. Siamo al minuto 8 del secondo tempo. Ora Varlone ad allargare per Piscopo che controlla in due tempi. Poi perde l'attimo per servire Pellecchia. Quindi ripartenza Emilia. Passa dal mancino di Manfredi, numero su Piscopo. Poi supera anche De Lucia. Serve Dotto, scusate. Si torna dietro al cambio gioco con Ligi. Poi per Cavazza. Contatto, non c'è fallo per l'arbitro. Solo rimessa con le mani. Puntoni prova ad allargare tutto per Pettenon. Arriva la numero 20, scappa via, poi va sull'esterno, mette in mezzo, non arriva Manfredi. Gioco ancora fermo. Era uscito il pallone sullo stop di Pettenon. Altra azione della numero 20 che era partita bene nel primo tempo. Sta facendo anche una grande seconda frazione di gioco. Ed eccola proprio qui a recuperare pallone. Ora occhio perché si è smarcata Manfredi. Ha spazio Pettenon.
va dietro da Ligi, che può calciare, chiede alle sue di allargarsi, poi cade, ma si gioca per vantaggio. Pellegrino, ancora da Pettenon, per Manfredi, sguardi in mezzo, vorrebbe metterla in mezzo, lo fa. Poi deviazione, ma possesso ancora della formazione emiliana con Pellegrino. Mezza 2, deve andare dietro e poi rischia qualcosa perché in pressione vanno pure le giocatrici campane, che infatti recuperano palla. Con Piscopo. Occhio al brivido per gioco pericoloso centrocampo, poi cade Apicella. Momenti di agonismo tra le due formazioni. Dice basta il direttore di gara proprio ad Apicella. Animi che si scaldano. Si fa spazio, prova il cost to cost De Lucia. Poi a servire Avallone, chiusa. Ancora De Lucia in pressione. Fischia l'arbitro. Punizione per l'Emilia Romagna. Tra qualche protesta della formazione campana. Occhio ora alla soluzione aerea a cercare Mingardi. Poi il fischio dell'arbitro sul cenno del guardialine che alza la bandierina. È ammonita Apicella per proteste. Aveva detto prima basta. Direttore di gara della sezione 10 Reale. Arriva quindi l'ammonizione per la numero 20. Cambi in vista. Vediamo movimenti dalle panchine. Esce Dotto ed entra con il numero 13 Gidoni. Classe 2003 dell'Accademia SPAL. Ora occhio dall'altra parte perché prova a spingere la campagna con Piscopo. Poi il contatto in fase offensiva, c'è fallo in attacco. Una spallata di troppo per l'arbitro da parte della numero 10. Punizione. Barretta tira la maglia. Proprio la neoentrata Gidoni. Fa fallo. Si avvicina pure Piscopo sul calcio piazzato. Sarà proprio lei a battere. Poi Manfredi dà un calcio al pallone tra le proteste delle avversarie che vorrebbero la munizione. Dice qualcosa direttore di gara. Munizione solo verbale.
battere va proprio Piscopo. Grande gara della numero 10, che ora va al destro, poi prova la sforbiciata in area Ligi, ma nulla da fare. Possesso però rimane dalle parti della Campania. Poi in pressione ha provato a sottrarre il pallone Pellecchia, ma palla ancora per le calciatrici in casacca verde. Vingiani da Palumbo, chiusa, quindi Ligi. Poi pallone conteso tra Grillo e Piscopo. La rimessa è per l'Emilia. 16esimo sul cronometro. Ancora squadre bloccate sul pareggio 1-1. Ritmi che si sono decisamente abbassati dopo l'altalena di emozioni che abbiamo vissuto nel primo tempo e nel prima frazione del secondo tempo. Pronto un altro cambio per l'Emilia Romagna. Frattempo si gioca, il possesso ce l'ha proprio l'Emilia Romagna con Pettinon. Poi guadagna la rimessa Cavazza. Vediamo se c'è prima il cambio, è così. Esce Pellegrino, quindi cambia in attacco. Entra Fulgoni. Grande gara da parte di Pellegrino. Si è mossa bene lì in mezzo al campo. Tante le sponde a cercare le compagne sugli esterni. Ora vedremo come cambierà l'assetto tattico della formazione. Si fa subito vedere Fulgoni col doppio duello di testa con Palumbo. Il fallo per la formazione campana. A battere va Parretta. Pallone teso, fuori area spazzato. Poi a cercare Fulgoni che può partire. Chiusa. Recupera subito però la formazione emiliana con Puntoni poi dietro. Il giro palla, il cambio gioco a cercare Pettenon. Poi c'è il fallo sullo scontro con Manfredi, ammonita De Lucia. Calciatrici entrambe protagoniste di quello che è stato un duello sulla fascia da una parte e dall'altra. Sul punto di battuta proprio Manfredi. Si avvicina anche a Cavazza. Infatti va proprio la numero 3 in battuta. Ha invece in mezzo Manfredi. Pallone dentro, dritto in porta! Col gol di Cavazza!
un arcobaleno direttamente da calcio piazzato. 2-1, l'Emilia Romagna è in vantaggio col destro fulmineo di Cavazza. Golasso! Gol meraviglioso di Ilaria Cavazza, classe 2005 della Reggiana. E partita che torna nuovamente a favore della formazione emiliana. Serviva un guizzo, un fulmine, un gioiello per risbloccare una partita bloccata ed è arrivato al minuto 20. Partita che quindi cambia completamente. Battuta corta ancora in possesso dell'Emilia Romagna, poi il recupero della Campania con Piscopo. Viene poi murata la battuta veloce con le mani. Ci sono ancora cambi in vista. Esce col numero 7 Grillo. Dentro col numero 6 Giulia Grazio, classe 2005. C'è fallo a favore della Campania. Posizione invitante per cercare di ripareggiare i conti. Sguardi in mezzo, Mucchio selvaggio, pallone dentro direttamente in porta. Recupera Mosca, poi tra le urla e le proteste verso il guardialinea, se volevano qualcosa di più. Possesso quindi per l'Emilia Romagna. Lotta con le gambe e con i denti la numero 6 Grazio, proprio penetrata. Possesso scusate, possesso per la Campania. Gioco che si ferma perché c'è un altro cambio per la formazione Campania. Esce Vigiani, dentro con il numero 7 Rihanna. Gioco che riprende con il pallone tra i piedi della formazione campana. Poi la deviazione e il recupero in palla contesa da parte dell'Emilia. Lotta cade. Gidoni fischia ancora l'arbitro. Possesso che va all'Emilia Romagna. Battere va Pettenon. Palla in lungo, controllo e rimessa che passa questa volta per la Campania. Ancora si fa strada tra una touche e l'altra, la formazione in maglia verde. Pallone che arriva dritto in area, poi contesa con Parretta. Pallone che esce, sarà calcio d'angolo. Prendersi la sfera è proprio la numero 14. Occhio al
destro teso, controllo e poi il destro da parte di Apicella, che in 2 tempi aveva provato la conclusione, che esce fuori. Scivola ancora una calciatrice del Emilia Romagna. Dovrebbe essere Amuda. Recuperare un pallone subito battuto dalla formazione in maglia blu. Ora in possesso Grazio. Cercare Fulgoni. Controllo. Ma c'è fischio dell'arbitro. Tutto fermo. Era arrivata bene in controllo Francesca Fulgoni, che finora non ha ricevuto troppi soluzioni lì davanti, ma quando è arrivata si è fatto trovare pronta. Ora occhio però all'azione personale da parte di Ignara, che arriva in porta chiusa. Poi ha provato Palumbo a rimettere ancora in gioco la sfera. Campagna che prova a riaccendere il match. Ora occhio perché dall'altra parte arriva proprio Fulgoni. Scappa via la numero 15. Guarda in mezzo per Manfredi, che liscia. Non arriva a calciare, a concludere a rete, ma non è finita. De Lucia, poi il piazzato di Puntoni. Occasionissima per l'Emilia Romagna. C'è intanto un cambio in casa Campania. Esce Parretta dentro con il numero 5 Buttino. Gioco che riprende con il tentativo sul lungo a cercare Fulgoni. Poi il possesso che torna per le ragazze campane. Messa giù con il numero 14 Ligi, che zoppica un po'. Lamenta qualche fastidio dopo la botta subita. Prova il cambio gioco che non riesce Schettino. Pallone ancora in possesso per le ragazze in maglia verde. Poi Manfredi di testa a mettere. Ancora rimessa laterale. Pallone che finisce direttamente sugli spalti. Poi tornato gentilmente dagli spettatori. Si gioca da una rimessa e l'altra. Va Schettino con il numero 6. In mezzo anticipata. E pallone che si perde ancora sugli spalti. E poi ancora una volta tornato dagli spettatori, che stanno facendo anche da raccattavalle in questi minuti di gioco. Ora occhio al pallone lungo a cercare ancora Fulgoni. Poi chiusa.
Si è alzato un po' il vento qui a Santa Teresa di Riva. Vedremo se e come inciderà sulle condizioni di gioco e sulle possibili direzioni che potrebbe prendere la sfera. Giornata che ha alternato momenti di sole e nuvole. Al momento qui ci sono le nuvole sul cielo grigio di Santa Teresa di Riva. A terra nel frattempo una calciatrice della squadra campana. Andremo a vedere chi è. Gioco che però continua nonostante la situazione in campo. Pallone da allargare per Manfredi. Finta sul sinistro, poi prova in mezzo. Voleva l'inserimento delle compagne, che non è arrivato. Gioco che si ferma. C'è il cambio. Entra per l'Emilia Romagna. Entra con il numero 5 Garbazza. Mentre è entrata pure con il numero 15 per la formazione della Campania, Visco. (32 sul cronometro), possesso Campania, poi il fallo in attacco. Vorrebbe battere subito la formazione in maglia verde. Va a dare un po' fastidio a Muda al portiere Costantino, che però riesce a battere. Gioco ancora fermo. Altra punizione per la formazione campana. Calciatrici che salgono alla ricerca del pareggio. Pallone in mezzo, poi pizzicato. Ancora palle in aria. Si gioca a terra, no, pallone ancora in aria a cercare lì in mezzo il mucchio di maglie verdi. Ma trovano solo quella rosa di Mosca. Bella la soluzione di Manfredi a servire Fulgoni. Poi la ripartenza Campania, la chiusura. Possesso ancora per le calciatrici in maglia verde. Scappa via alle avversarie. Poi prova con il destro che finisce fuori. Rihanna da subentrata, provato a dare il tocco individuale alla formazione campana. Destro che finisce largo. Ora dall'altra parte va ancora Fulgoni, lì sulla corsia di destra. Poi dietro, pallone a cercare Manfredi, che controlla bene. Ha una prateria sull'out di destra. Prova invece la soluzione centrale Ligi. Possesso per la rappresentativa Campania. Ferma il gioco l'arbitro. C'è fallo per
le calciatrici campane. Battereva Apicella. 35 sul cronometro, poco al termine di una gara che per il momento sta vedendo la vittoria dell'Emilia Romagna 1-2 contro la Campania. Ora occhio alla ripartenza proprio della Campania. Chiede il pallone Fulgoni, va a lungo Amuda, poi perde il pallone. Ora occhio alla ripartenza dall'altra parte. Chiusa, poi flipper che favorisce la Campania. Pericolo scampato per la formazione in maglia verde. Poi c'è un altro fallo, ammonita sull'intervento ancora per ai danni della formazione campana. Ammonita Gidoni, sembra di essere lei. Invece no, scusate, è Ligi col numero 14. Battuta dentro, respinta proprio da Ligi. Pallone inarrivabile per Palumbo. Rimessa con le mani, va a Pettenon. Chiede di salire la numero 20. Pallone che passa e poi va a perdersi fuori. Sarà ancora rimessa con le mani per l'Emilia Romagna. ...37 sul cronometro, battuta Pettenon per Manfredi che controlla prima con il piede, poi con la spalla. Ancora Manfredi, cross dentro, lì a pescare Fulgoni che spara in alto, occasionissima, un rigore in movimento quello di Fulgoni, che col mancino non è riuscita a impattare a rete, ma occasione chiave per chiudere il match. Ancora Fulgoni di testa e poi arriva in una manciata di secondi, un'azione dopo l'altra, il 3-1 dell'Emilia Romagna. E poi l'abbraccio. Tutte le compagne, attenzione perché rimasta a terra, sembrerebbe esserci nulla di grave. Ha segnato Manfredi. L'abbraccio con tutte le compagne in campo e non, arrivate pure dalla panchina ad abbracciare al numero 17. 1-3 quindi. E nel frattempo ci sono i cambi per la formazione della Campania. Entra con il numero 17 Marta Rocco, classe 2004. Emilia Romagna che nel finale è riuscita a siglare il 3-1. Ci è arrivata Manfredi tra le MVP della partita. E ora ancora Fulgoni che è entrata benissimo nel secondo tempo per Amuda, che prova con il destro sopra, ma spinge ancora la formazione emiliana. Ancora fame la squadra guidata da Gieri Maurizio, che è riuscita a ribaltare il momentaneo pareggio della formazione Campania. Ora occhio però dall'altra parte, prova la disperata reazione le ragazze in maglia verde quando manca pochissimo alla fine del match.
Siamo al 40° minuto. Protezione ancora. Gidoni. Poi rimessa con le mani, battuta subito. Non arriva lo spiovente dietro, creato ancora da Gidoni. Quindi Apicella allarga a sinistra. Ultimi attacchi. Siamo praticamente al 41°. Poi il controllo da parte di Schettino, ma tutto fermo. Emilia Romagna che al momento si trova a 7 punti in classifica. Prima in solitaria. Campani invece ferma a 3 punti. La battuta lunga Cavazza. Lotta Muda, poi recupera. Cade giù. Fischia il guardialinea. Fischia l'arbitro su segnalazione del guardialinea che era lì davanti. In zona corner praticamente. Va a prendere il pallone Manfredi. (42 sul cronometro). Battuta va col mancino Manfredi. Pallone dentro, lo spiovente, poi la traversa. Pallone che rimane lì sulla traversa di Palumbo. Si mette le mani in testa la calciatrice in maglia numero 4, vicinissima al gol del 4-1. Occasionissima, partita dal calcio piazzato battuto da Manfredi. Possesso ancora per l'Emilia Romagna con Puntoni. Ora la Campania. Poi ancora col tac addirittura Gidoni a recuperare. Possessa ancora Emilia. Sbaglia l'apertura a Muda, che aveva provato la soluzione a destra nel tentativo di cercare Fulgoni, ma la numero 15 era da tutt'altra parte. Ancora Gidoni sulla tre quarti a lottare contro l'intero centrocampo della Campania. Poi il recupero proprio delle calciatrici in maglia verde. Pallone in mezzo, poi il destro di poco fuori. Ci ha provato Visco. Neo entrata. Manfredi sbaglia lo stop, poi scivola, non riesce a tenere il pallone in campo. Possesso per la Campania. C'è ancora fallo. C'è ancora gioco qui a Santa Teresa di Riva. Possesso per l'Emilia Romagna. Pallone lungo a cercare Manfredi. Fischia 3 volte l'arbitro. Finisce qui. L'Emilia Romagna vince per 3-1 contro la Campania. 3 punti fondamentali per la qualificazione e il continuo
del sogno chiamato Torneo delle Regioni. Grazie per averci seguito. Qui è tutto da Santo Romeo. Ci vediamo alle 17:30 per l'altro match, Campania contro